passi successivi sono l'inserimento dei dati comunali. Questo è quello che poi porta alla generazione dell'IBE. Allora, non ho messo nelle domande le informazioni del comune che sono basilari, diciamo faccio un breve passaggio rapido, che sono relative all'anagrafica, quindi riportiamo qui delle informazioni diciamo statiche relative al comune e quindi che diciamo, possono essere diciamo, fruite comodamente o semplicemente per dovere di cronaca. Consumi, quindi andando su consumi vediamo quello che porta alla generazione dell'IBE, cioè ogni energy manager, ogni comune dispone di una serie di informazioni locali, come possono essere i consumi di bolletta, dei vari vettori energetici e questi, come chi ha già avuto l'occasione di compilare l'IBE o l'IME, insomma sa bene di cosa si tratta, riguardano diciamo una parte importante dei consumi, anche se diciamo, a livello comunale magari potrebbero non essere così pesanti, ma diciamo, sono necessarie ai fini della generazione dell'IBE. Per fare questa generazione io devo per prima cosa scegliere l'anno di riferimento, quindi se voglio andare indietro o in avanti cambia poco, per esempio potrei scegliere 2015, adesso io come Comune di Treviso sto facendo un inserimento, quindi mi metto nella posizione più estrema per evitare di creare problemi nei dati, poi li cancellerò chiaramente. Quindi la piattaforma mi propone dei dati che ha a disposizione come sono la popolazione residente e i metri quadri residenziali e terziari. Questi possono essere cambiati liberamente, quindi potrei cambiare quello che voglio se ho le informazioni corrette. Premendo su salva, la piattaforma mi abilita a inserire i dati successivi. Quindi fino a che non premo salva non posso inserire gli altri dati. E questi sono i settori che poi troverò nell'inventario base. Questo è un tentativo che avevo già fatto, quindi i dati che vediamo sono dei tentativi che avevo fatto io di prova. Quindi inserendo dei numeri qua diciamo, per vedere poi i risultati, posso generare, allora, premendo salva, posso poi generare l'inventario base, dati salvati, ok, mi sposto, vado su un altro settore, per esempio per mettere i dati del trasporto pubblico, possono essere il GPL per esempio, no? o un'altra, le voci presenti, dati salvati. Potrei inserire anche, adesso non li apro tutti insomma, per brevità, altri dati relativi alla produzione di energia elettrica o produzione di energia termica in base alla fonte o al sistema che ho utilizzato. Per completezza abbiamo messo tutti gli altri dati che si trovano nell'inventario base in modo che con questo sistema io li inserisca qua e li trovi già precompilati in piattaforma, scusatemi, nel template generato con la conversione dell'unità di misura. Quindi qui abbiamo messo un'unità di misura di volume o diciamo nel caso dell'energia elettrica dell'energia stessa e potrei avere il dato già compilato. Facendo salva ottengo le altre informazioni sempre che compaiono nell'IBE come lo smaltimento dei rifiuti, come le altre emissioni di CO2, eccetera. Dati supplementari sono relativi ai fattori di emissioni che potrei voler utilizzare per riempire il template, eccetera. Facendo genere e scarica IBE ottengo il mio template precompilato con i dati che ho appena inserito. Potrei generarli a oltranza, quindi non ho limiti o restrizioni di alcun genere, e questo è il file che mi viene generato con l'inventario base che ho selezionato, l'anno dell'inventario base che ho selezionato, sotto ho tutte le informazioni convertite nell'unità di misura corretta, che è quella del megawattora, e quindi tutti i totali precompilati. Come potete notare ho le informazioni relative al residenziale che io non ho inserito diciamo, direttamente in quel form poco fa, ma vengono dalla piattaforma, e le informazioni di carattere comunale, quindi quelle che invece io ho inserito in quel form poco fa.
Lo stesso discorso per i trasporti pubblici e privati, quindi questo che viene nel privato commerciale è elaborato dalla piattaforma e quello che ho pubblico invece è quello inserito da me. Calcoli della CO2, produzione di energia termica e elettrica e tutti i dati che ho appena visto nel form. Quindi poi sta a me validare, sta a me Energy Manager o insomma delegato, sta a me validare questo inventario base e elaborarlo ai fini del PAESC. Una cosa che mi preme segnalare, appunto adesso l'ho fatta notare un po' nell'inventario base, la piattaforma diciamo, elabora i dati che abbiamo visto prima da fonte dati per generare dei consumi, per stimare o meglio dei consumi e delle emissioni con un algoritmo complesso. Quindi diciamo, la piattaforma non recupera da alcuna parte questi consumi e queste emissioni, se non per quelli diciamo, dell'energia elettrica magari che viene direttamente da Terna. Però in tutti gli altri casi la piattaforma elabora le informazioni con un algoritmo proprio che si chiama DETL, di estrazione, trasformazione e conversione, proprio per generare quello che è l'inventario base. E quindi notiamo tutti i risultati che avevamo visto nell'inventario base anche nella dashboard. Quindi tornando alla prima pagina che mi viene proposta, qui ottengo, un attimo che la mia connessione non è delle più veloci, ottengo le stesse informazioni che stavano nell'IBE, quindi tutta la parte diciamo, precalcolata dalla piattaforma, ovvero i dati comunali, poi qui c'è l'incidenza del comune sul dato provinciale, quindi sotto abbiamo l'emissione della provincia per settore, sopra abbiamo l'emissione del comune per settore e l'incidenza chiaramente è il fattore percentuale. Accanto c'è il trend della mia emissione per settore e sotto ho due tabelle con i rispettivi filtri che posso navigare anche diciamo, con diciamo, la tabella sottostante per vedere il dato esatto di una fonte magari, no? Quindi con queste tabelle io vedo il risultato che la piattaforma ha elaborato, quindi tutta l'elaborazione complessa di cui parlavo, per produrre l'emissione e il consumo. Per ogni voce ho anche un'ulteriore, con il tasto più, ho anche un'ulteriore indicazione relative ai dati che sono intermedi e che sono i consumi medi, che sono le superfici e l'energia. Stesso discorso per i trasporti, quindi potrei vedere un dato esatto, magari vedere chi ha percorrenza più alta, eccetera. E questo per completare un po' il discorso dei dati e dell'IBE. Scusa Fabio, mi chiedevano se apriamo una sezione relativa ai dati relativamente ai rifiuti. No, per ora non c'è, diciamo, nei consumi c'è la possibilità di inserire diciamo, nelle altre emissioni di CO2, giustamente mi chiede di salvare perché l'ho appena fatto, ok, cambiamo anno. Nella sezione altre emissioni di CO2 ho smaltimento dei rifiuti, quindi se io ho un impianto di smaltimento qui posso, quindi a livello di IBE, posso trascrivere queste informazioni e ottenere quindi il dato in diciamo, Quindi è un sommato. inserimento manuale, Sì, loro questo è un facevano inserimento manuale. riferimento al programma di ARPAV con i dati ufficiali, però per ora non No, questo abbiamo no. questo collegamento. Comunque il consiglio secondo me è ben accetto, anzi cercheremo di coinvolgere anche ARPAV nelle prossime evoluzioni della piattaforma proprio per costruire un sistema dati, un algoritmo che elabori dati sempre più ampi e includa quindi cose molto più complesse. Grazie intanto per la nota.